Un invito al prefetto perché possa convocare al più presto il comitato, magari poterlo fare qua in questo territorio. E la risposta del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, è stata immediata. Se per lunedì 10 dicembre è stato convocato il supervertice con i questori, il giorno dopo, martedì 11, sempre a Venezia, tocca al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza esclusivamente sul caso criminalità Basso Piave. Invitati i sindaci di Eraclea, Fossalta di Piave, Musili di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave. La situazione è grave, spiega il presidente della provincia, nonché sindaco di San Donà di Piave, Zaccariotto. Già da tempo si erano notati segnali di una criminalità in forte ripresa e gli ultimi casi a Fossalta, con la rapina e sequestro della vedova in casa, la barista, il colpo ad Eraclea e la razzia dell'altra notte, 4 colpi in poche ore, fanno dire alla Zaccariotto che non c'è più tempo da perdere. Quello che sta avvenendo è la conferma, soprattutto un fenomeno che si distribuisce oltre i campanili, che ha un effetto alone e che se non viene fermato immediatamente io credo che avrà delle ripercussioni ancora più pesanti. In attesa del comitato ad hoc, gli occhi sono tutti puntati verso il supervertice di lunedì 10 dicembre, dove ci si aspetta risposte precise e tempo di andare oltre la sola prevenzione. Io vorrei che ci fossero delle risposte pesanti, nel senso che qua non si parla più di sensibilità, di attenzione, qua si deve fare mosse che devono essere all'attenzione di tutti. Le ronde di cittadini lanciate da qualche sindaco, spiega la Presidente della provincia, vanno bene da un punto di vista preventivo, di occhi sul territorio, ma oltre non possono andare. Serve qualcosa di più da un punto di vista anche normativo. Purtroppo c'è troppa libertà di inserirsi nei territori senza regole, senza legalità e tutto quello che esiste da un punto di vista legislativo non è assolutamente sufficiente per far sì che queste persone vengano allontanate dai nostri luoghi.